Ciao ragazze, bentornate nel mio canale. Come avrete notato sono iniziati i tutorial natalizi, ne ho in mente veramente tanti progetti bellissimi, carinissimi che spero di condividere con voi in tempo. Ma prima di iniziare devo dare il benvenuto ai nuovi iscritti e ricordarvi che se ancora non l'avete fatto vi potete iscrivere al mio canale cliccando su iscriviti e attivando la campanellina per rimanere sempre aggiornati. In questo video ti faccio vedere come realizzare un profumatore per la casa, per te, per decorare la tua casa, oppure, perché no, da regalare a Natale. È a forma di albero della vita, mi piace in particolar modo, e io l'ho realizzato con il feltro di questo colore, e questo invece sbrilluccicoso color bronzo e gomma eva, ma ovviamente puoi decidere tu se realizzarlo tutto in gomma eva o tutto in feltro. Vedi un po' come ti suggerisce meglio. Lo dico sempre, non c'è limite alla creatività e alla fantasia. Questo profumatore per ambienti l'ho realizzato utilizzando quelle bottigliette di vetro che si trovano facilmente in tutti i negozi, tutti i negozi che vendono articoli per la casa e anche online. Ovviamente nell'info box ti lascio il mio shop Amazon, dove lì troverai la mia selezione di prodotti presi direttamente da Amazon. Per realizzare questo tipo di profumatore per la casa ho utilizzato la mia Big Shot e questa fustella. Infatti questi sono alberelli derivati, ne ho fatti due, di due colori diversi, dalla fustella metallica che mi aveva mandato il venditore di AliExpress, che non mi ricordo il nome. Comunque ti lascio qui il link dove puoi vedere tutto l'unboxing delle fustelle metalliche che mi ha mandato. E con questa molto carina ho realizzato in due colorazioni dei profumatori per la casa, vedi? Questo è il dettaglio della stella di Natale che ho attaccato così semplicemente, già lo rende un regalo secondo me preziosissimo. Secondo te? Non lo so, fammelo sapere, mi raccomando. Anche di questo ti lascio il link della fustella, perché questa è una piccola fustella carinissima. E niente, bando alle ciance, facile da fare, ti lascio al video, ma mi raccomando, se ti piace ricordati di lasciarmi un segno nel tuo passaggio. Alla prossima, ciao!